Cioè, io non c'avevo i supereroi tradizionali quando ero ragazzino. Io non avevo come supereroe Superman, non avevo Spider-Man, Goldrake. Questi qua non mi attraevano. Io nella mia vita ho avuto un solo supereroe, uno solo. È stato il supereroe che mi ha travolto. Lui non era americano come erano loro, non era nemmeno napoletano come sono io, però in un certo senso era più napoletano di me. Il mio supereroe veniva dall'Argentina e si chiamava Diego. Una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. 5 luglio 1984, giovedì pomeriggio, salumieri chiusi. Non ci potemmo fare nemmeno i panini, quelli classici, tradizionali, salsicce e friarielli o con le polpette a ragù. Non ce li potemmo fare. E arrivava a Napoli il messia del pallone. Lo presentavano allo Stadio San Paolo e il biglietto costava solo 1.000 lire. Mio padre disse: oipè, te lo porto a vedere, ma queste 2.000 lire che dobbiamo investire su Maradona li prendiamo dai soldi che stiamo conservando per la bicicletta. Ed io: papà, ce ne strafrega, compriamo la bicicletta senza catene, perché noi non possiamo essere schiavi di una bicicletta. Io e papà ci vestimmo tutto d'azzurro, a mezze maniche, ma con le sciarpe del Napoli. C'erano 40 gradi all'ombra quel giorno, tenevamo il collo spugnato di sudore, ma eravamo felici. Papà prese 10 lire per l'ascensore e disse: oipè, oggi offro io. E io: azzo papà. All'improvviso, drin, il suono del telefono. Era il San Paolo, ma non lo stadio, l'ospedale. Zio Franco, il cugino di papà, si stava risvegliando dal coma dopo 10 anni. Un urlo di papà squarciò il silenzio del corridoio. No! No, Fra! No, proprio oggi, no! Fra, è sempre brutto cazzo, Davide, tu! Mi hai rovinato i meglio momenti della vita mia. Ma oggi no, non te lo permetto. Oipè! E io: papà, che c'è? Corriamo al San Paolo. Papà, ci possiamo togliere almeno la sciarpa? E lui: oipè, mai. Arrivammo all'ospedale in 7 minuti e 22 secondi. Sulle secolari buche di via Marina schiattammo pure gli ammortizzatori, ma niente ci poteva fermare. L'ospedale San Paolo era vuoto, erano tutti inspiegabilmente allo stadio San Paolo. Gli infermieri nemmeno a parlarne. Nel reparto comatologico solo zio Franco tra veglia e sonno. Appena ci vide, zio Franco canalizzò. E uno zio che canalizza dopo 10 anni di coma è come se si riaprisse di nuovo l'Ital Sider di Bagnoli. Mio padre disse: oipè, alziamo le sciarpe. Zio Franco sta lagiando il fumogeno. Ad un certo punto il lampo di genio a mio padre: papà, mettiti vicino alla porta e vedi se viene qualcuno. Papà, ma che vuoi fare? Oipè, fa papà. Oipè, fa papà, ma stai cantando? Oipè, ma fusso strunzo. Ti sembra questo il momento? Fai fare al babbo, Giuseppe. E l'immagine che non verrà mai scalfita nella mia memoria è quella di mio padre che dondola zio Franco pu fa dormire da lotta. Oi nonna, oi nonnarella, o lupo s'ha mangiato a Franco del, olè, 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 Diego. Fortunatamente riuscimmo ad arrivare allo stadio proprio quando lui stava salendo le scale che dallo spogliatoio portavano sul campo il campione più grande di tutti i tempi. Colui che ci ha difeso e tolto gli schiaffi da faccia, come forse nemmeno noi napoletani di nascita avremmo mai saputo fare. Il gol in rovesciata alla Lazio, il gol in da centrocampo col Verona, le vittorie con la Juve a Torino, ma soprattutto il regalo più grande, l'orgoglio di essere napoletani. Io e mio padre eravamo riusciti ad assistere ad un evento irripetibile che ha cambiato la vita di molti di noi, ma soprattutto che loro ci franca di lui. Quell'uomo piccolo che palleggiava da lontano si chiamava Diego Armando Maradona!